ragazzi, oggi una ricettina da sballo, non vi preoccupate, non ve lo faccio mangiare. Mi piace, questo è il mio ultimo lavoro, perché devo fare una ricettina da sballo un po' strana. In poche parole, a quella che c'è sta in frigorifero, andiamo a vedere. Quindi vediamo un po' che c'è. Ho visto che ci sono alcune cose, quindi possiamo mettere un po' di fantasia come la metto nelle mie sculture. Mi piace questa scultura color ruggine particolare. Poi qua dentro potete mettere anche una bella candela. Per vedere questi video vi dico sempre iscrivetevi, oppure volete andare a visitare, vi iscrivete o non vi iscrivete, non me ne frega un cazzo. Intanto comunque alla fine non ci andiamo a guadagnare niente con questi video. E quindi l'altro canale è Bricolage della Vita. Fate Bricolage della Vita e fuori esce l'altro canale, oppure andare a vedere nei miei canali preferiti. Adesso vi lascio perché andiamo a vedere che c'è nel frigo. Allora ragazzi, ho 2 carciofi, no, ok, 2 carciofi, un po' di caponata e si sente bene. Questi qua, queste zucchine, ma l'odore non è che mi piacciono tanto. Abbiamo delle carote, carote sa. Abbiamo una pasta, questa qua che si deve fare, cogliettina, delle tomate, queste che cos'è? Mortadella, mortadella. Non è mortadella, parmigiano reggiano, a casa sta, demologniamo la città, questa è una cosa che mi dispiace tantissimo. Una è buona e una zucchina. Ora facciamo una torta rustica, mamma mia, proprio grossa. Facciamo una torta rustica con tutta quella roba, lì mi piace. Allora ragazzi, quello che noi faremo sarà una torta, quindi con uno sfondo del genere. Vedete, quello porta anche le zucchine qua. Quindi la preparazione, consiglio di preparazione. Aspettate ragazzi, vedo un attimo se ha qualche altra idea. Voilà, allora ragazzi, ho fatto questo composto che ho qui, questa caponata, queste zucchine per non buttarle. Queste qui non mi piacciono, si sente un po' di acidità, quindi non le mettiamo. Poi ho questi 2 bellissimi carciofi, adesso li tagliamo a pezzi, quindi faremo carciofi, questa roba qui e le pomodora con un po' di parmigiano reggiano, e andremo a fare allora, prima di tutto metteremo la nostra pasta nella teglia, poi andremo a fare un fondo con le melanzane, quindi poi ci schiattiamo tutta questa roba sopra, dopo andiamo a ricoprire con delle zucchine, quindi facciamo il manto di zucchine, e sopra a tutto sbatteremo un uovo tipo come la frittata e lo spargeremo sopra. Logicamente metteremo le solite cose che servono nell'uovo. Vediamo un po' come viene questa situazione. Voilà, allora ragazzi, ho messo la pasta in un legame così. Quando voi fate ripiene queste paste spoglie, dovete farla cuocere per parecchio tempo, 40 minuti, dicono forno classico, forno tornante, comunque fate sempre 40 minuti perché a parte sotto non si cuoce mai. Allora adesso noi andremo a mettere uno sfondo di melanzane, voilà, poi incomincio a preparare sta roba qua che ci sta, melanzane, e poi ci mettiamo anche un po' di mortadella e vedremo un po' che succede. Quindi ho messo della mortadella, adesso ci schiattiamo tutta questa roba di melanzane,
carciofi, melanzane. Ma ragazzi, io lo sto sperimentando, non so come viene sta roba qua. E per non buttare. In fin dei conti poi sti torti si fanno proprio perché sono di qua, no? Oggi costa così tanto la roba. Quindi mi sta parando la palla e mi ci faccio un piccolo paninino in modo che se viene male, che non credo, perché poi in fin dei conti è tutta roba buona. Non è obbligatorio che viene buono, però non credo neanche bene male, però. Ecco qua, ora ci schiattiamo i zucchini sopra e sopra i zucchini ci buttiamo la frittata. Un attimo solo che ci diamo una capata qua. Nella frittata adesso aggiungiamo anche un po' di parmigiano. Bella, eh? Vediamo anche buona. Due uova ce la faccio. Penso così. Schiettiamo pure un po' di parmigiano. Io testo sempre, ragazzi. Voi quando testate è sempre buono. Almeno siete sicuri che quell'elemento che avete messo non è acido e non acchiappate i pacchi. La gemise cango, quella la metto in dall'uovo. Vabbè, facciamo questo che intanto è tutto un esperimento. Ma mo ci schiatta una roba, va troppo poco. Voilà, nel sambrezzo. Non lo so. Voilà. Adesso passiamo l'uovo da tutte le parti. Là. Facciamo un po' così. In modo che quando una vede dice guai che bella torta. Però ci volesse un po' di uovo qua. Voilà. Questa qua chiama mamma torta la sua cugina di mamma. Che non so chi è. Però ma torta e sono la sua cugina e mia mamma. Ah, aspetta, ne è rimasto un poco là. Adesso sto pannire. Uovo non luce, uovo non luce. Voilà. Guarda che non voce. Voilà, ragazzi, a 180 gradi 35-40 minuti, ok? Ora a 35 minuti come sapete. Devo mettere un po' cada scagli i formaggi, tutto bello. Voilà, buono, aspettate. Ragazzi, abbiamo messo la nostra torta 40 minuti. 200-210 gradi. Quando avete che si appicciata si fa mangiare. Ma più tardi. Boh, ragazzi, l'odore. Aspetta.
Voilà. Io fai ancora... No. Dammi, ok. L'odore sembra buono. Poi... non so. Pure bella. Vado alla carta perché così si cuoce proprio bene sotto. A più tardi. C'est un certain ordre privé Ragazzi, penso che sia buono. Ce qu'on appelle le désordre, c'est un peu Anche l'odore. parce que si vous faites tomber des lettres, j'écris bonjour avec des lettres d'un jeu. Vuoi assaggiare la torta? On dit c'est dans le désordre. No. En réalité, si je photographie le désordre, j'aurais beaucoup de mal à le reproduire tel quel. Perché? Donc c'est pas du désordre, c'est un certain ordre. Ce qu'on a perdu, c'est... Quella è proprio buona. Ha tutte le verdure. Cette fameuse théorie de l'information. C'est-à-dire que l'information, c'est ça qu'on perd avec l'entreprise. Però non c'è l'assicurazione. Vabbè, comunque è sempre consigliabile aspettare che si raffreddi. Però penso che sia buono. Jeff, Bollente proprio. Mathématiquement. Donc on voit bien d'ailleurs quand dans un livre précédent on a demandé de réfléchir un petit peu à cette notion d'entreprise. Et nous avons donc réfléchi. Alors, nous donner une définition d'entreprise, ça fait au moins 5 ou 6 fois que le terre il tourne là. Oui, c'est très facile. Il y a deux façons de l'expliquer très simplement. Très court. Dans notre livre Formule pour comprendre le Big Bang, mais un tracteur Buonissima, Principal point de discorde, l'assouplissement buonissima, notamment ti sur giuro. des heures supplémentaires. On donne la liberté totale maintenant aux entreprises de fixer dans des buonissima accords veramente ragazzi. Sto scherzando, dai. che ci hai de messo fixer da? le nombre d'heures Veramente supplémentaires. buono. Or aujourd'hui, la loi Che hai messo dentro? Tutto, le travailler plus pour gagner plus de tutto il frigorifero. Là, François Hollande est en train d'inventer le travailler plus pour gagner pareil. Veramente Même incompréhension ottima. de la part du député européen Emmanuel Morel. Il y a quand même une sorte de provocation, une de plus, remise en cause des 35 heures, remise en cause du code du travail, Buona. plafonnement des indemnités. Mamma mia quanto è buono. Ça va loin, là, ça commence à faire... Meno male. En filigrane, l'aile gauche du Parti socialiste dénonce La une torta mesure guacciosa. libérale. Un raisonnement qui agace Stéphane Le Foll. Mais c'est pas un virage libéral.